Bocche cucite negli alberghi Byron e Baby El Chosotto a Malcontenta di Mira, dove sono ospitati circa un'ottantina di richiedenti asilo. Dopo il blitz delle forze dell'ordine avvenuto nei giorni scorsi a caccia di droga, nessuno ha voglia di parlare. La cooperativa che assiste i migranti cerca di minimizzare l'operazione di polizia come semplici controlli, ma tuttavia i residenti di via Malcanton, la strada dove sorgono gli hotel, sono preoccupati per la sicurezza, che a loro dire sarebbe insufficiente. Proviamo comunque a parlare con qualche immigrante. Quei pochi che non hanno lasciato le strutture sono seduti nel piazzale antistante di quello che resta di un vecchio albergo che all'epoca ospitava i turisti. Evitano qualsiasi commento, dallo spaccio di droga alle lamentele degli abitanti disturbati dagli schiamazzi a qualsiasi ora del giorno. Proviamo a chiedere informazioni ad uno dei ragazzi dopo che gli facciamo leggere gli articoli di giornale sul presunto spaccio di sostanze stupefacenti. Come sanno loro che ci sono le gente qua che stanno facendo la droga? Perché hanno detto che qua ci sono tante gente che fanno la droga? Non è vero. O è vero secondo te? Il suo sguardo è contrito e chiede dunque di non proseguire l'intervista. Anche chi gli è accanto preferisce non rilasciare dichiarazioni. Grave. È grave quello che dicono? Sì. Sì? Però non sono da giusto posto a parlare quello di roba. Questa non posso parlare. Ma non è vero nulla di quello che scrivono. Quello non lo so, non posso parlare di questa roba, non sono disponibile. Abbiamo un capo qua, se vuole l'informazione giusta, allora puoi chiederlo. Una situazione di estremo disagio vissuto dai migranti in un contesto di degrado che si scontra anche con le paure dei residenti della zona che ne chiedono il trasferimento. In passato all'interno delle strutture vivevano all'incirca 130 migranti, diminuiti adesso ad 80, sempre tanti secondo le loro denunce, tanto da volerne la chiusura definitiva.